Ultima giornata di campionato nella Serie B femminile con il Padova che cerca un risultato storico, l'approdo al quarto posto che rappresenterebbe il miglior risultato negli ultimi 38 anni di calcio femminile a Padova, ma per farlo deve battere la New Team Ferrara per tenere a distanza il Pordenone e le biancoscudate di Peppato partono benissimo, dopo 8 minuti trovano il vantaggio grazie a un'azione molto caparbia di Marianna Fabruccio che vince un rimpallo e poi è fredda nel battere il portiere, indirizzare subito la gara a favore delle biancoscudate, ma passano appena 4 minuti e la New Team Ferrara trova il pareggio su calcio di rigore. C'è questo intervento un po' scomposto di Quaglia su Fratini, per l'arbitro è rigore, rivediamo la decisione sembra giusta, dal dischetto si presenta Montorio che spiazza così Donà e trova l'1-1 per Ferrara. Si arriva quindi al 36esimo minuto e c'è questa sfortunata autogol di Arianna Catuzzo che interviene in maniera scomposta su questo calcio d'angolo e regala il 2-1 a Ferrara, ma la Catuzzo si rifà appena 2 minuti dopo con questa bellissima azione, taglia l'area di rigore, si presenta al tiro con il sinistro e riesce a segnare perché il pallone, secondo l'arbitro, supera la linea di porta e quindi è 2-2 per il Padova. Non si capisce bene dalle immagini se il pallone abbia superato completamente la linea, fatto sta che il Padova trova il 2-2 e dopo 2 minuti sorpassa ancora perché Rossella D'Antonio sfrutta questa azione di contropiede, assist di Fabruccio, gol di D'Antonio, 3-2 per il Padova che si riporta in vantaggio contro la penultima forza del campionato. Rivediamo il gol di D'Antonio, Ferrara penultimo però non si arrende mai e al 44esimo sfrutta anche un'indecisione della difesa biancoscudata che si ferma pensando a un fuorigioco, non è fuorigioco e Dubbioso trova questo gol bellissimo per il 3-3, ma non è finita perché all'ultimo minuto di recupero del primo tempo Margherita Giubilato con questo grandissimo sinistro da fuori area trova il 4-3, praticamente 4 gol negli ultimi 9 minuti del primo tempo. Padova che sorpassa ancora, va al riposo in vantaggio, ma nel secondo tempo al 28esimo minuto si fa riprendere ancora da Ferrara con questo gol di Fratini. Sembra una beffa per le biancoscudate che devono rincorrere ancora per trovare la vittoria, ma riescono a trovare le ultime energie nonostante il grandissimo caldo. C'è Claudia Ferrato che trova questa imbucata per Arianna Catuzzo che controlla, entra in area di rigore con il destro, riesce a trovare il 5-4, doppietta per Arianna Catuzzo che si rifà alla grande dall'autorete. Padova nuovamente in vantaggio e biancoscudate che legittimano il successo con il 6-4 grazie a questa bellissima azione al primo minuto di recupero del secondo tempo. Guardate cosa combinano Ferrato e D'Antonio, questo triplo scambio che porta Claudia Ferrato solo davanti al portiere a segnare il 6-4, forse l'azione più bella della stagione, nell'ultimo gol della stagione che vale al Padova la vittoria contro il New Team Ferrara per 6-4 e soprattutto un risultato storico. Il Padova finisce al quarto posto in classifica, miglior risultato per una squadra calcistica padovana negli ultimi 38 anni e giustamente le ragazze di Peppato festeggiano così davanti ai propri tifosi giunti a Ferrara.